Queste sono immagini di quel periodo là. Il motoscafo c'è qua ad esempio. Adesso Lo sì, cerchiamo. te lo cerco. Questo era proprio all'inizio del pontile, adesso dove c'è sintonia. Ah, ok. Con un bel pesce pescato. Allora ce n'era più di 12 pesci. Si partiva la mattina presto per andare poi, partendo da qua o da Santa Teresa, per andare verso Corsica, tipo alle 5, Sì, 5 alle 6. come a primo giorno. Il giorno noi faceva eravamo luce stati- e si andava diretti a Bonifacio, soprattutto... Prima ci fermavamo nello stretto Ah, di ok. Bonifacio. Ah, già lì era una buona Poi zona. da lì arrivavamo a Bastia, Ah. facevamo tutto il giro. Ah, della si saliva Corsica. proprio... Sì, sì. Ah, si Noi circumnavigava anche tutta... si navigava e si girava tutta la Corsica. ma stando via... E anche una settimana. Ah, anche una Avevamo il posto settimana. dove che li prendevamo a traina, A traina, vero? identici così grandi. Non ce ne a sentirlo attaccare, niente, E chi tirava, e chi tirava? era divertente, Certo. divertente. E poi quando arrivavano certi animaloni identici di 10, 12, 13 kg, Da tirare su era anche un bel lavoro, no? però il lavoro c'era più muscoli. Certo, c'era una forza da Insomma, vendere. così io con la ditta Benassi ci sono stato 28 anni. Loro erano di? Loro come provenienza erano da Genova. Da Genova, genovesi. Tutto il pesce veniva poi commercializzato qua in zona? No, lo regalavano al Bambino Gesù, lo portavano al Moresco e un po' lo mangiavano e poi facevamo feste. Lì Era non un po' proprio suddiviso la- questo non lo movimento vendevano di più pesce. di tanto, che era giusto per divertimento con loro. Lo scopo era solo divertirsi. Ah, quindi non era proprio un'attività di mercato? No. Assolutamente. Era così, Il però mercato era la peschiera. lo vedevano tutti perché il signor Benassi dice questo noi dobbiamo darlo a Tizio, tutti i pescecani, intende? L'altro dice questo è per te, o vendilo o arrangiati. E io mi arrangiavo. Certo, si arrangiati. Poi in Corsica c'era un punto debole nella Corsica. Se uno si presentava con un bottiglione di 5 litri di vermentino, era fatta. Era Quanti già amici conquistato. no, adesso che ne ho visto più, però era una festa che ti portavano così. Guarda, gli anni addietro, guarda come finivano le cernie e le cose. Queste negli anni Certo, 70-75. una bella tavolata, finiva lì Ma sopra. qui era Si facevano tavolate di buon pesce fresco, di buon pescato. Ma queste uscite qua, che appunto non avevano scopi, diciamo, prettamente commerciali, o forse neanche per niente, cioè venivano occasionalmente, una volta ogni tanto, ogni quanto capitava, tipo una volta alla settimana, una volta in 15 giorni? Spesso. Ah, più spesso. Spesso. Quando era tempo buono. ogni occasione Dice, era buona. quando vedi che è bonaccia, fa squillare il telefono, perché sennò mia moglie rompe le scatole. Tu fallo, poi le stuffiamo e così mi svegliano e ci svegliamo tutte e via col vento. Questo in belle stagioni, diciamo, il periodo da primavera per arrivare poi in fine stagione. E poi invece tutto l'altro periodo dell'anno che uscite non ce n'erano, non se ne facevano. Curava il tempo... Capotesta lui, curava le ville di Capotesta. Ah, C'era un villaggio che era tutto di signor Benassi. Benassi e Pesenti, che c'è tuttora, la torre che dentro proprio Capotesta. Sì. lì a Capotesta, zia Colomba l'ha conosciuta? Eravamo di casa di zia Colomba. Ah, sì, quindi Io e il povero mio fratello. E si chiamava? Si chiamava Tinuccio lo chiamava, Tinuccio. Agostino Tinuccio, ok. Però lui era No, lui una a testa Capotesta nobile, perché con le tedesche che arrivavano lì, col villaggio turistico che ha iniziato così, Valle dell'Erica, con i tedeschi, sì. poi lui si era fidanzato con una tedesca. amici di Paolo Vicentilli ho di capito. tutta E lui la banda faceva d'Afori. attività di cuoco e poi quando se n'era andato a Milano aveva messo su un ristorante
è un bar. Quindi con zia Colomba vi conoscevate? Quando terze volte aveva altri impegni, mio fratello, dice, è Tino, questo un cane, lo devo assumere io e deve restare con noi. E era un tipo un po' garibaldino. Un po' garibaldino, ho capito. Però era bravo e poi... Questo è suo nipote Giovanni. Però mi dispiace di non farti vedere tutte le altre. C'era a casa l'altro giorno. Qui a Porto Pozzo un ristorante che era di Pancrazio Mannoni, che era di qui, uno stazzo. Papà di Tommaso. Papà di Tommaso. Che è qui sopra. Il papà di Tommaso, sì. Si entra nella strada che stavamo menzionando, sì, ho capito. Per andare su. Ho capito. Ed è lì ha cominciato tutta la... E lì è stata la prima struttura ricettiva, quella dove si accoglieva la gente, la prima è stata questa di Pancrazio? Sì, ce l'aveva proprio vicino al mare lui, certo. C'era la moglie che cucinava da Dio. Buongiorno signora. Buongiorno. Siamo qua, facendo un po' di chiacchiere. Questo è... Piacere signora. Elena. Piacere. Si può immaginare cosa era un va e viene. Quando lui ha fatto l'albergo a Santa Teresa, gli dicevo io, perché io e mia moglie eravamo sempre lì, perché ci adattammo anche alla cucina. Pure? Sì, e lui, no, non è questo, quello, ho detto, Pancrà, stai sbagliando. Non lo lasciare a Porto Pozzo, vedrai cosa diventa Porto Pozzo, dopo che ha visto cos'è cresciuto a Porto Pozzo. Matteo, avevi ragione. Avevi visto molto più lontano di cosa avevo visto io. E ho detto perché eravamo 4 case. Sì, si è sviluppato tantissimo in effetti. Però cosa veniva da Tempio d'Agius, da tutti i paesotti dell'interno, la domenica erano tutti qui a Porto Pozzo. Perché mi raccontavano anche che all'inizio questa zona qua era quella che secondo qualcuno doveva diventare la Costa Smeralda, perché la Coluccia, questa zona, era proprio una... Poi con questa senatura, con questo territorio così costiero era molto si vedeva tutto ambito. In Bonaccia così, e certo. dava subito nell'occhio. Certo. Bruno Modesto l'hai conosciuto, il sindaco? Sì. Lui praticamente quando c'era lui la Coluccia lo voleva comprare Carolin di Monaco. E lui è stato bravo. Ripetizione. Eravamo più pastori che pescatori. Certo. Ma loro facevano tutti e due un po', un po', non è che... Cosa abbiamo combinato? Cosa c'era negli altri posti? C'era gente... Siamo andati a Porto Pozzo, è così. Sì. Era proprio il fulcro della vita. Sì, esatto. No, poi avevamo questo vizio quando arrivava uno da fuori. L'ospitalità, l'accoglienza. Cos'era gli anni 70? Sì. Quando anche prima. hanno scoperto allora, aspetta, 56. che la moglie di questo Pancrazio... Salve, questa è mia sorella. Questa è una famiglia. Questo è un nipote. La cosa, poi c'era il povero mio fratello, oggi ne portava 5, l'indomani ce n'era 15, che è sempre in crescita questo. Cosa, guarda, proprio lì in mezzo poi cadeva quest'angolo dove si facevano le baldurie. Perché non per dire, lui ha conosciuto veramente dei grossi personaggi con questo puntino dopo che Benassi gliel'aveva lasciato. Tant'è vero che qua sono con Claudio Lippi, veniva qui a prendersi il caffè tutte le mattine, con Vernalisi, con altri. Claudio Lippi aveva comprato un offshore e non era capace a portarlo, di cui mio padre, per fare lo shopping a Portocervo, lo portava... La gente veniva volentieri, c'era un mare che prima se uno aveva dei figli piccoli così, no, di 3 anni, 5, sicuri perché
sino a metà golfo, Era acqua acqua bassissima. alla cintola. Certo. Chi è questo terzo personaggio qua di fianco? Il suo suocero. Allora, questo è mio padre. Sì? Claudio Lippa è il suocero, era un colonnello, Ah. a Matteo, con tutta la mia stima e amicizia, Claudio Lippa, che abitavano a Valle dell'Erica. Poi lui portava proprio i motoscafi, perché anche Mike Bongiorno voleva che fosse il suo capitano, lui era anche da Portogello. Veniva qua anche lui? Poche volte però... Mike Bongiorno l'avete visto, l'avete conosciuto, no? Veniva qui e a Capotesta. Ah, a Capotesta. Capotesta era la centrale. E Certo. poi lui insieme a Brunetto avevano comprato un peschereccio che adesso si chiama la Dea del Mare. Poi quando io un giorno gli ho detto chi ha una macchina fotografica? Se no già c'è deve essere anche in macchina qui. Andate, perché vedete questo mucchio di pietre? Questa era la banchina di Garibaldi. Tu sarà arrivato 10 o 15 macchine fotografiche. Allora questo mucchio di pietre. Aspettate, diamolo una aggiustativa. Abbiamo tutta cadenzata e loro pum. E la festa è stata senza misura. E allora pesci ce n'era. Sì, lui... Facevamo la pesca con la traina per i dintici e poi facevamo la pesca con la luce e con le fiocine, Con le fiocine e con? Allora, con l'asta si usciva con la con le lampada. lampare, Io avevo comprato lui- una lampada di 3000 candele, Sì. piazzata con l'apposito ferro, eccola, questa è la sua vacca. tutto sagomato Ne ha fatte di strada con questa barca allora? Sì. E questo è proprio l'inizio anzi questo era già ingrandito, l'inizio del pontile dove c'è sintonia adesso. questo è uno dei vecchi chiattini mio. Eia. Adesso ce n'è uno che è seminuovo, l'ho dato a Mariolino a conservarmelo che ha un Lì al terreno. nord-ouest. Lì guai che si avvicina, che io non volevo, per essere sincero, ho detto stiamo sbagliando. Chi non se la sente più viene e fa altri lavori che ci sono da fare in giro, però teniamolo. Adesso noi abbiamo detto vendiamo questo, siamo senza scarpe e senza vestito, e così è stato, dicevo, avevo ragione un corno, motoscafo con 2 motori, entro fuori bordo, e si sono provati scherzando così un po' anche la compamare della Maddalena per raggiungerci, non ci raggiungevano, una basatina di manetta e ciao bello, e salutavo da lontano. Tanto è vero che mia madre è nativa di Alghero e lei voleva sempre andare via e mio padre per amore di Porto Pozzo toccare di Portopozzo. lui Impossibile. non è cresciuto, Non si può. tutto sommato. Certo che Alghero non è male neanche un po', perché voglio dire. Io ho detto guarda che Alghero c'è il mare, la barca la puoi portare. Vero. Ma lui... Però è troppo attaccato alle radici Ma a l'altro Porto giorno gli ho Pozzo. detto la vecchiaia, ci affittiamo la casa o la vendiamo. Ancora adesso c'è questa Sì, pressione, sì. Ancora adesso stanno cercando di Se non convincerla. ti piace andare al Alghero, c'è andiamo a Canigione. Ma sei scema? Qui è arrivato un pescatore da Sant'Antioco, Sì. capo pesca, e poi c'ero già io in peschiera e l'ho fatto entrare, è diventato il re della peschiera di Porto Pozzo, perché io ero un pescatore di fiocina, che ce n'era pochi così, perché a pescare con la luce e con la fiocina e la barca sempre in movimento andando e con un bel passo pure, non è che sia tanto facile. Certo, ci credo. E lui aveva invece una E dote lui un giorno mi ha particolare. detto, ma te, guarda, Porto Pozzo, guarda quando piglia queste bonacce così, come questa tavola, dice una cosa
lo trovo in pochi posti. E poi una sera dovevamo andare a pescare. C'era tutta la ciurma, erano 4 o 5 barche, chiattini fatti a Olbia dai migliori maestri che c'erano allora in Galluda. E lui allora attaccava perché, ha detto, vedi, cosa c'è? Dove lo trovi un porto così? Noi abbiamo un porto a Sant'Antioco che è eccezionale, ma non come Porto Pozzo. È non ricco di pesci come Porto Pozzo. Io credevo, siccome scherzava sempre, un giorno ho detto, ma tu Francesco, non è che ci volete pedare dal fondello, no? Perché no, Era serissimo. detto, Era serio. era in serietà. Dice, è una cosa, dovevamo andare a pescare. E vabbè, a un certo punto lo vedo guardare il fondale di acqua a cintola, più o meno. Ha detto, ma tu Francesco, attimi marinai, no, può darsi che ci lasci andare, dobbiamo vedere ancora, ma c'è qualche cosa da vedere. E lui vedeva questi sassolini così, no, che veniva l'alta marea, no, li portava a terra. 5 minuti, li riportava Al largo. ha detto, già ti calmerai. Noi non lo capivamo però cosa ci voleva dire. A un certo punto ho fatto bonaccia. Se avevamo pescato poco come tempo e avevamo preso anche poco. Poi la mattina, quando hanno pesato il pesce, tutto poi, prima e seconda, mormori così grandi, orate, hai capito. spigoli, cefali, che avevo Hai capito. preso un cefalo. Sono arrivato a casa, lì era piccola, l'ho detto sta ferma, l'ho fatta fermare in casa e ho preso questo cefalo dalla coda, l'ho messo la testa in terra e spuntava, era più grande di lui. Era una cosa. Ecco, tanto quello. 78, 79, praticamente era venuto questi nostri amici da Milano e lui gli ha detto, non era mai andato a pescare uno di questi, e fa, quante soglie le prendiamo stasera? E mio padre aveva detto, quante avevi detto tu? Con questo Ne prenderemo 100, una cosa del genere. Le hanno contate, sono arrivati a 98. Hai ragione. Ma quando ci siamo sposati, gli ho detto, ma ti sei sposato con me o con la barca? Pensi, Ha ragione però, la lo moglie sentivo da stavolta. casa quando tornavo perché non era fabbricato qui. Sentivo che cantava, tornava. Quando veniva, oggi è andata bene, neanche oggi. Cantando. E alla sera lo stesso partire a pescare. Complimenti. tutto il giorno lavorando con l'impresa, la sera a quell'ora venivo e no, è tutto pronto, ormai la sapeva. Già a posto. E poi via. E tornare l'indomani mattina. Sì. Ma lui si tracciava le rotte da solo quando ancora non c'erano Sì, GPS e sì, tutte quelle sì, cose lì. E questa casetta, quando lui l'ha fatta, non c'era niente attorno. Dalla camera da letto là in fondo, io vedevo il mare. E lo vedevo rientrare. Ma io andavo con lui al mare a pescare. Prendeva sulla figliola. Con me, Come con Gina, compagnia. Ah, ok. le prime, ci aveva insegnato a remare per calare le reti. Ho capito. E la mattina a salparle. Ho provato. Io invece, come sono messo piedi nell'acqua qui, prima ci hanno portato a Alghero Quando come era colonia, 40 giorni, Sì. 40 giorni e 40 giorni, dalla volta. Ha amato il mare. Prima mi sono fatto un chiattino, era questa manca, un po' più quadro, c'è un po' più lungo, Poi quando ho fatto, ce ne deve essere una qui, Sì, c'è l'ultima poi su tutta la peschiera. poi ne ho fatto un altro, ma chiattini, come Dio vuole, con 4 remi, se servivano motori
certo, il motore le braccia. No, Le braccia erano. erano accantonati. Adesso non perché lui, ma era bravissimo in tutto. Sì, e da qua non si riesce ad andare via da queste cose, insomma. No. Facciamoci una ragione. Sì. Finiamo qua e ringraziamo zio Matteo. Grazie a tutti voi. Grazie.